censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea. Freak out, le freak, se chic, insomma, stasera le freak, stasera le freak ce lo balliamo fino alla fine in Umbria, ladies and gentlemen. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 885 di oggi, lunedì 18 novembre 2024. Anno del Signore, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché è diventato un giornale online, anzi a maggior ragione seguitelo, specialmente in questo momento troverete sempre
nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente. Troverete Giulio Cainarca, Autodafè, la rassegna stampa di Semmivarin, le videopillole e molto molto altro. Ancora, i nostri, diciamo, le coordinate a cui incrociamo, 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, oppure 0292 94 7222 per le vostre telefonate. Abbiamo infatti già una zappa che arriva dal nostro Fabio De Vercelli. Ciao Antonino, io non so se la candidata in Emilia fosse competitiva. Fatto sta che la prossima volta si facciano aiutare da Greta nel post alluvione. Mentre in Umbria, se mai dovesse perdere la T6, mi raccomando, appena gli umbri torneranno a lamentarsi della sanità già distrutta dal PD e dell'isolamento della regione, sempre grazie a decenni di guida PD, a spernacchiarli come si deve. Però è sempre il solito discorso, agli elettori del centrodestra continua a pesare il sedere e avere la puzza sotto al naso, salvo poi lamentarsi sui social e dire di fare qualcosa. Consoliamoci con le sbarbine, questa è una grande citazione come si chiama, degli Schiantos. Mi piacciono le sbarbine. Grande Fabio. Ma ragazzi, qua la situazione, intanto vi do la terza proiezione nella 7 per l'Umbria, terza proiezione la 7 SWG con una copertura al 41%, proietti per il centro-sinistra in vantaggio al 49,10% delle preferenze contro la governatrice uscente Donatella Tesei al 47,90%, gli altri candidati fermi al 3%. Se volete abbiamo anche la proiezione Opinio Rai, secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai, campione al 49%. In Umbria la Proietti, Stefania Proietti, candidata del centro-sinistra, vincerebbe col 51% contro il 47,1% della Tesei. Questo è lo stato di fatto in questo momento. Poi ovviamente c'è lo spoglio in corsa, avremo modo di riflettere anche su questo. Se le cose venissero confermate per quello che sono, stasera il centro-sinistra potrebbe cantare vittoria, perché erano in palio 3 regioni, la Liguria, l'Emilia-Romagna, l'Umbria, e la Liguria ha tenuto, è rimasta ovviamente in quota centrodestra. L'Emilia-Romagna io davvero non vorrei commentare, ma mi tocca commentare. Trovo veramente particolare e singolare il fatto che si sia andati a votare in massa centrosinistra dopo un'amministrazione che mi sembra ben lontana da quel modello Emilia che negli anni veniva indicato come uno dei grandi trionfi del Partito Comunista Italiano prima, e poi del PDS e poi del PD attuale. Tuttavia, insomma, davo un'occhiata su Eligendo, i voti del centrodestra al centrodestra sono andati nelle aree di montagna, sono andati nelle aree colpite dall'alluvione, nel Ravennate, a Comacchio. Dopodiché il resto ha votato tutto in massa, come al solito, centrosinistra. Credo che questo sia stato un voto che è andato al di là della constatazione dei fatti, al di là dell'amministrazione dei fatti. Credo sia un voto che nasca da altre valutazioni che non sono certamente di carattere politico. È evidentemente un sistema di potere che è in piedi da 80 anni e il soffitto di cristallo neanche stavolta è stato scalfito. Vabbè, ma comunque tempo ce n'è e si può sempre migliorare per quanto riguarda il centrodestra. Ha ragione Fabio quando dice che all'elettore di destra pesa il culo. Sì, purtroppo è così, lui la dice in una maniera un po' colorita, se volete, però è la verità. L'elettore di centrosinistra, gli elettori di centrosinistra, questa è una cosa che a loro bisogna riconoscere e che va al loro decoro, non perdono mai l'occasione di andare a votare, mai. L'elettore di centrodestra è quello che ti dice: ah, ma io me ne fotto, ah, ma tanto sono tutti uguali, ah, ma io non voto per protesta. Ecco, questo è il risultato del voto per protesta. Più palmare di questo, ma che cosa volete? Ci sono altre valutazioni che faremo nel corso di questa puntata, in particolare vedremo di avere con noi la sindachessa di Polinago. Polinago è un paese dell'Appennino modenese che sarà con noi alle 18:35. Il sindaco Magnani
giustamente alla guida di un piccolo paese dell'Appennino modenese, dove tra l'altro ha vinto la candidata di centrodestra. Il centrodestra ha vinto con uno stacco addirittura del 20% rispetto al neo presidente della regione Emilia-Romagna. Polinago ha subito degli smottamenti nello scorso alluvione, quindi come vedete la gente ha espresso un voto di un certo tipo. Ma parleremo anche con Riccardo Marchetti, lo cercheremo, deputato e segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi, il deputato e sindaco di Nocera Umbra, perché chiaramente a questo punto vogliamo capire un po' qual è l'aria che si respira da quelle parti. Adesso però è il momento del Qui Parlamento. Qui Parlamento con l'onorevole Gianangelo Boff, che anch'egli dice la sua sulle elezioni in Emilia-Romagna e Umbria. Boff è riuscito a impedire il licenziamento di 480 operai della Berco, una ditta che si occupa nel Ferrarese di produrre i sottosistemi del carro, cioè della parte proprio cingolata dei trattori per i lavori più pesanti in campagna. State un po' a sentire che cosa è successo. Lorenz, se sei pronto andiamo con il Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora, questa sera per Qui Parlamento io ho il piacere di ritrovare l'onorevole Gianangelo Boff, che questa sera è con noi per discutere di una questione. La questione è appunto la procedura di licenziamento collettivo che era stata annunciata nei giorni scorsi per 480 lavoratori della Berco, un'azienda di Copparo in provincia di Ferrara, che si occupa di produzione di componenti e sistemi sottocarro delle macchine movimento terra cingolate. Ecco, si è appreso stamattina che questo licenziamento, insomma, questa procedura di licenziamento collettivo è stata ritirata. Onorevole, insomma, abbiamo salvato 480 posti di lavoro. Beh, ci siamo interessati subito, io e il collega Bergamini di Ferrara, al problema della Berco. Abbiamo fatto un'interrogazione al Ministro, abbiamo posto all'attenzione del Ministero del Made in Italy il problema di questa azienda che avrebbe colpito in maniera molto importante due territori come quello della provincia di Treviso e quella di Ferrara, e grazie al tavolo che si è istituito immediatamente al Ministero del Made in Italy siamo riusciti intanto a bloccare i licenziamenti e a aprire un tavolo di negoziati con la Berco proprio per salvaguardare quella che è non solo il lavoro di queste persone, ma le famiglie, il tessuto sociale, l'indotto, che è molto importante su questi territori da parte di questa azienda. Poi quando vedo questi problemi, quando vedo i problemi della delocalizzazione delle imprese, quando vedo il problema della concorrenza sleale di molti paesi esteri verso l'Europa e verso l'Occidente, mi chiedo se a volte noi non siamo forse dei visionari, perché io mi ricordo che c'era una volta un partito che ci vedevano come retrogradi, come fuori dal mondo. C'era un partito che si chiamava Lega, che che invitava a porre i dazi, invitava a ragionare sul fatto che paesi che avevano sistemi di produzione e garanzie per i lavoratori e per l'ambiente non pari a quelle europee occidentali dovessero un attimino essere bloccati anche nel commercio, che era il momento in cui nel 2001 la Cina stava per entrare nel WTO. Eravamo in pochi, ma la Lega era uno di questi che diceva che queste cose qua non si potevano sacrificare semplicemente sul tavolo dell'economia e basta. Oggi purtroppo, ahimè, con quello che sta succedendo con la crisi industriale della Berco, che in realtà delocalizza, con realtà le molte realtà che stanno delocalizzando, forse qualche visionario che era stato preso in giro all'epoca, qualcuno dovrebbe ricredersi e dar ragione a quei visionari che dicevano che invece bisognava stare attenti a quello che stava succedendo. Infatti, ecco, insomma, diciamo che questo è stato anche un modo per mantenere un'azienda importante nel nostro paese, che è la cosa più, soprattutto la cosa più importante, che significa mantenere il lavoro in Italia, mantenere l'impiego in Italia. E oltre a questo, onorevole, lei di che cosa si sta occupando ultimamente, anche in qualità di vicepresidente della commissione parlamentare per la
semplificazione e non solo. Noi ci stiamo occupando adesso proprio in Commissione Semplificazione, stiamo a fare delle audizioni con i vari ministeri proprio per attuare un grande piano da proporre al governo per la semplificazione di tutte le procedure delle aziende verso la macchina pubblica, ma anche del cittadino verso la macchina pubblica. Oggi gli strumenti digitali ci mettono a disposizione delle tecnologie, delle possibilità che ci consentono di velocizzare moltissimo quelle che sono le procedure in un paese come l'Italia, che è subissato dalla burocrazia. La necessità di rendere più veloce quello che è l'approccio delle pratiche sia per le aziende che per i cittadini verso la pubblica amministrazione, verso lo Stato, è determinante e importante. Non può essere che in Germania per aprire un'attività ci vogliono 7 giorni e in Italia 7 mesi, cioè qualcosa non funziona e qualcosa va semplificato. Soprattutto, ma molto spesso anche nella ridondanza delle richieste che vengono fatte. Non può essere che ogni ente possa richiedere la stessa documentazione, la stessa procedura più volte. Cioè, nel momento in cui io mi sono relazionato una volta con la pubblica amministrazione e ho soddisfatto quelle che erano le richieste, quello deve valere per tutti, non è che ognuno poi debba dire la sua. E quindi stiamo lavorando proprio ora nelle fasi di audizione, perché ovviamente bisogna avere anche contezza e quindi raccogliere tutte le informazioni necessarie dai vari ministeri e soprattutto dei vari stakeholder delle associazioni di categoria, eccetera, proprio per mettere in piedi un sistema. Ci stiamo rivolgendo anche a docenti universitari che in passato hanno proprio seguito il tema dell'efficientamento e della semplificazione della macchina pubblica, proprio per avere tutti gli elementi per poter maturare poi una proposta al governo e al Parlamento che vada incontro realmente a quelli che sono i bisogni e le esigenze. Quindi questo è un passo importante, perché ovviamente sì, noi dobbiamo cercare di trattenere le aziende, ma non possiamo essere il paese più burocratizzato d'Europa e pensare poi di far rimanere le imprese. Cioè, un paese che vuole far rimanere le imprese, che vuole far rimanere la produzione sul territorio, deve essere un paese semplice, snello e un paese che dà risposte anche a chi ha voglia di intraprendere nel nostro territorio. Magari anche un paese con l'autonomia. È da giorni che io sento la Schlein dire che il governo e segnatamente il ministro Calderoli siano stati sonoramente bocciati alla Corte Costituzionale, ma che io sappia non mi pare che la legge sia stata dichiarata incostituzionale. C'è solo una sorta di messa a punto che va fatta, ma una volta fatta credo che non ci siano problemi. Lei che ne pensa? No, anzi dirò di più, la sentenza della Corte Costituzionale ha certificato definitivamente che la legge è costituzionale, perché altrimenti l'avrebbe bocciata. Invece ha ammesso che la legge è costituzionale, quindi che la legge sotto il profilo di compatibilità con la Costituzione lo è, ma non avevamo dubbi, perché gli stessi padri costituenti prevedevano il massimo decentramento dei poteri dello Stato verso le autonomie locali, e lo prevedevano ancora quando la Costituzione è stata scritta. Quindi voi immaginate qual era lo spirito, il tratto ispiratore che avevano i padri costituenti rispetto all'assetto dello Stato. Ma quello che io non capisco veramente è che ci sia una contrapposizione ideologica e politica. Io lo giustifico sul fatto che la sinistra ormai non abbia più argomenti, per cui gli unici argomenti che hanno è cercare di contrastare a prescindere ciò che viene proposto dalla maggioranza. Ma in realtà anche le regioni, a prescindere dal nord o dal sud, ma anche di destra o di sinistra, dovrebbero accogliere a braccia aperte l'autonomia, perché l'autonomia vuol dire assunzione di responsabilità, l'autonomia vuol dire LEP, quindi livelli essenziali di prestazione, cioè i cittadini hanno ad avere dei determinati servizi dello Stato ed è giusto che i cittadini abbiano quei servizi. Dopodiché, se noi scopriamo attraverso i LEP che ci sono regioni che sono sottofinanziate per garantire quei servizi là, dovranno essere rimpinguati i fondi perché devono poter garantire quei servizi ai loro cittadini. Se scopriamo poi che ci sono regioni che sono sovrafinanziate e che tra l'altro magari poi, oltre a ricevere più soldi delle altre regioni, danno anche servizi scadenti ai loro cittadini, è giusto che a quel punto i loro cittadini possano avere per il giusto prezzo i giusti servizi, non sicuramente, perché poi, tra virgolette, le regioni che sprecano le risorse, che utilizzano le risorse male, cioè non è che danno un servizio migliore ai propri cittadini. Molto spesso i cittadini di quelle regioni emigrano altrove per avere i propri diritti, per avere i propri servizi, perché magari in alcune di queste regioni, che ripeto sono anche magari sovrafinanziate, i servizi poi sono anche scadenti. Quindi
l'autonomia va proprio nel riconoscimento dei diritti del cittadino nell'avere un servizio sulla base di standard nazionali. Quindi chi si oppone a questo non vuole il bene dei cittadini, cioè non può esserci una posizione ideologica rispetto a questo. Onorevole, senta, io sto guardando in questo momento i risultati delle elezioni regionali. Mentre l'Umbria è contendibile, è veramente una battaglia che si vincerà per un'incollatura, i risultati dell'Emilia Romagna sono molto chiari, c'è una netta prevalenza, addirittura 15 punti percentuali di distacco per il centro-sinistra. Che cosa ci dice questa elezione? Beh, oddio, era chiaro che comunque in Emilia-Romagna partivamo sicuramente non avvantaggiati, è una regione tipicamente rossa, è una regione tipicamente governata da moltissimi anni da una sinistra che lì è anche stratificata poi nel mondo delle cooperative, nel mondo dell'associazionismo, nel mondo produttivo, eccetera, e quindi era molto difficile la battaglia. Noi lì facciamo la nostra proposta, come al solito ci misuriamo nella campagna elettorale, ma adesso diciamo che stiamo un po' più attenti al risultato dell'Umbria, che è quello che un po' diciamo lì usciamo da uscenti, e quindi auspichiamo anche che ci sia un buon risultato. Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, appunto, è chiaro che era una battaglia che si sapeva essere difficile, le battaglie si fanno tutte, e poi ovviamente se dopo quello che è successo con le alluvioni in Emilia Romagna i cittadini non hanno ancora capito che qualcosa non funziona, oppure non hanno ancora capito che non ci si può arroccare su una posizione ideologica, ma bisogna vedere anche poi cosa succede sul proprio territorio, a quel punto più di questo non possiamo fare. Certamente. La ringrazio, onorevole. Grazie a voi, come sempre non finirò mai di ringraziarvi per il servizio libero che rendete ai cittadini che vogliono essere liberamente informati. Qui Parlamento. Questo è proprio l'origine. A voi la linea.
Grazie Lorenz, a proposito, buon lavoro anche a te, caro Lorenz d'Umbria, che ci permetti di proiettarci agli occhi e alle orecchie dei nostri ascoltatori alle 18:35 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Allora, avete ascoltato questo bel disco del 1973, l'orchestra spettacolo Casadei con Romagna Mia. Noi ora però dalle calde spiagge della Romagna ce ne saliamo un po' su nell'Appennino e ce ne andiamo a quanti metri sono d'altezza, Sindaco? Arriviamo circa 1000 metri, la punta più alta siamo a 1000 metri sul livello del mare, Ecco. quindi inizia già a far freschino. Non abbiamo la neve, per fortuna, incrociamo le dita per i bilanci comunali, ma almeno non morite di caldo durante l'estate, vi sto invidiando molto. Signore e signori, io ho il piacere di ripresentarvi, perché è già stata nostra gradita ospite qui, Simona Magnani, che è sindaco di Polinago in provincia di Modena. Allora, sindaco, intanto buonasera e bentornata tra noi e grazie del suo tempo. Grazie mille dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie. Senta, partiamo dai numeri, partiamo dalla politica politicata. A Polinago 2 sezioni scrutinate, quindi ormai i dati sono quelli. Ha vinto il centrodestra, che ha dato addirittura 20 punti percentuali di stacco al centrosinistra. E voglio dire, voi siete un comune che aveva subito i danni dell'alluvione, aveva avuto problemi con smottamenti sulle strade, eravate rimasti anche isolati, mi corregga se sbaglio, quando ci siamo sentiti la prima volta, che stavate addirittura pestando proprio quello che in Sicilia si chiama il picciale, il pietrisco, pur di ripianare buchi e voragini. Nel frattempo l'Emilia Romagna si è beccata un'altra alluvione, perché voi siete stati vittime della prima ondata, del primo alluvione. Anche la seconda. Ah, pure la seconda. Pure bene, la seconda. Avete fatto proprio il pieno di cose fortunate. Ecco, e però, mentre voi avete votato con, diciamo, in maniera netta verso destra, mentre a Comacchio si è votato in maniera netta verso destra, e così per quanto riguarda la zona del Ferrarese, Goro e così via, e ha vinto ancora una volta il centrosinistra. Che cosa non abbiamo capito, secondo lei? Ma diciamo, innanzitutto, guardando l'esito del voto si replica un po' anche già quello che avevamo avuto 4 anni fa, perché ricordiamolo, noi siamo, l'Emilia Romagna va al voto perché il presidente Bonaccini si è dimesso per andare in Europa, anzi si è dimesso lasciandoci sotto la seconda alluvione di giugno, quindi lasciandoci senza un presidente proprio in un momento in cui avevamo bisogno del polso della situazione, che venissero attuati tutta una serie di decreti. E ne abbiamo subito un ritardo anche nell'attuazione. La montagna e la bassa pianura modenese continua a votare centrodestra, ma risulta sempre più forte l'asse sulla Via Emilia, quindi tutti i grandi centri urbani dove il PD in questi anni, la sinistra in generale in questi ultimi 40-50 anni ha concentrato tutti i servizi. Quindi noi della montagna e della pianura continuiamo a manifestare il nostro dissenso, la nostra volontà di cambiamento, vista la mancanza di servizi che vanno sempre a diminuire. Però l'asse della Via Emilia è talmente tanto forte in termini di elettorato che non riusciamo a sfondare, quindi nulla di nuovo all'orizzonte. Secondo me un dato fondamentale su cui ci dobbiamo focalizzare è l'astensione, perché è la prima volta che Emilia Romagna non supera il 50% come votanti, una percentuale di astensione che in qualche modo va a colpire la sinistra, quindi la sinistra si deve andare a in qualche modo interrogare sul perché tante persone non sono andate a votare, e noi ci dobbiamo interrogare sul perché tante persone, pur di non votare l'alternativa, sono rimasti a casa. Quindi anche questo è un altro tema su cui dovremo discutere nei prossimi giorni, perché era un momento con un candidato sicuramente non forte come Bonaccini, quindi un candidato come De Pascale, sostanzialmente anonimo se non rappresentato da un partito, poteva in qualche modo essere scalfito. Quindi ci sono tanti punti interrogativi su cui dovremmo confrontarci
per cercare la prossima tornata di fare meglio. Quello che io non mi riesco a capacitare, come dicevi tu Antonino, andiamo in Spagna, vengono alluvionati, buttano fango addosso ai governanti e da noi li votano e li applaudono, non pensando che il braccio che ha portato ad avere questa mancanza di manutenzione sul territorio, con tutti questi disastri che si ripetono ad ogni pioggia, è frutto anche di questa mala politica, di questa mala attenzione nella gestione soprattutto della montagna, perché quando piove l'acqua viene dalla montagna, arriva in pianura e crea gli allagamenti, quindi l'abbandono della politica della montagna sta portando a questo, e la montagna dimostra appunto col voto che qui abbiamo il malcontento, ma con un voto che ormai è già da 2 tornate che si consolida. E quindi diciamo una cosa, in montagna oppure nelle zone alluvionate il voto è stato un voto concreto sui fatti, perché io credo che, proviamo ad azzardare una percentuale, di questo 58% che ha votato centrodestra a Polinago, no? La candidata del centrodestra, quanti secondo lei venivano dal centrosinistra? Ma siamo attorno a un 12%, 13% comunque. Che però è già un dato interessante per essere un paese di 1000 abitanti circa, quant'è quello che lei amministra. Quanti? Assolutamente, infatti poi è ovvio che noi governando il comune, dimostrando comunque che siamo in grado di riuscire a portare avanti la politica del territorio, abbiamo, tra virgolette, girato qualche voto e qualche preferenza, perché anche dimostrare di saperlo fare, di sapere governare in una regione dove naturalmente è sempre stata di sinistra, significa proprio fare in modo che anche gli elettori capiscono che siamo in grado di farlo, perché secondo me tutto l'astensionismo che c'è stato, il fatto di dire non vado a votare perché se non voto PD non ho alternativa, è anche frutto tante volte della paura di un cambiamento. Però il cambiamento, quando c'è, porta sempre comunque un risultato che è positivo, perché i primi anni anche la voglia di amministrare bene ti porta comunque a lavorare meglio. E quello che dico sempre, date la possibilità anche al centrodestra in Emilia-Romagna di dimostrare che è capace, che lo sa fare, che non esiste solo il sistema Emilia, quindi questo sistema Emilia può essere in qualche modo scalfito e governato diversamente, in modo migliore, con meritocrazia e non con le stesse persone. Però c'è anche un fatto secondo me proprio genetico, diciamo così. Io sostengo che l'elettore di centrosinistra una cosa deve essere detta a suo decoro e a suo onore. Loro vanno sempre a votare, punto, si vota. Mentre invece l'elettore di centrodestra, e questo lo osservava anche un nostro ascoltatore da Vercelli mentre cominciava la trasmissione, ci ha scritto un WhatsApp sull'argomento, l'elettore del centrodestra è quello che, ma tanto non cambia niente, non voto per protesta, chi se ne frega, io resto a casa. E poi però non voto per protesta, questo è il risultato. No, infatti, su questo, come ripeto, noi non siamo bravi, a volte bisogna anche copiare da chi è più bravo di noi, che riesce a fidelizzare l'elettorato, però se non ci si dà la possibilità anche di dimostrare che siamo in grado di farlo, l'elettorato ha anche il timore di venire a votare. Poi purtroppo noi abbiamo avuto i nostri nonni, i nostri bisnonni che hanno lottato per il diritto di voto, e ci sono tante persone che questo, ma soprattutto anche tanti ragazzi, perché c'è questo da dire, a volte non si guarda tanto all'elettorato giovanile e non lo si coinvolge. Poi dopo noi come centrodestra, che cerchiamo sempre anche un rinnovamento, come vedete abbiamo tanti rappresentanti, io stessa mi ritengo, pur avendo i miei 40 anni, un giovane amministratore. Sono solo i secondi 20.
Allora io che ne ho 44 che dovrei dire? Ah, ma siamo giovani assieme. E allora? No, però proprio la questione è quella di noi dovremmo essere più capaci di coinvolgere queste persone. Li stiamo cercando di coinvolgere perché i ragazzi sono il nostro futuro, vanno coinvolti con le loro idee e vedere che tanti ragazzi non hanno proprio la voglia, ma si disinteressano completamente alla politica, parte dalle scuole anche, perché bisogna capire anche la mancanza di educazione civica di tutti questi anni. Io personalmente adesso mi sto spendendo perché a scuola venga commemorate le forze armate, tutto quello che riguarda le festività e le iniziative nazionali, proprio per cercare di consolidare anche lo spirito appunto di comunità, la voglia di partecipare alla comunità, partecipare anche con andare a votare, è la prima partecipazione civica che va insegnata ai ragazzi. Certo. Oggi manca anche questo, però il sistema Emilia è qualcosa che purtroppo sono oltre 40 anni, ormai 50 che siamo sotto questo sistema, pur anche non so, al Senato, alla Camera, arrivando a percentuali diverse, tanti votano a destra, quando si arriva all'elezione locale ma c'è l'interesse, ho un'azienda e quindi c'è proprio la paura di cambiare perché mi arriva addosso un sistema diverso che non è il sistema Emilia, come camperò? Perché tante volte purtroppo il pensiero è anche quello. Ai tanti industriali, liberi professionisti che la pensano come te, quindi sono orientati sul centrodestra, ma che poi quando c'è da andare a votare votano a sinistra, è perché devo presentare il progetto in comune, perché io ho l'azienda, perché questo, perché quello. Da noi non passa proprio questo messaggio di siamo in grado di governare e questo è brutto, pur avendo veramente tante persone meritevoli anche in lista che avrebbero le capacità per farlo e hanno comunque l'esperienza maturata anche in anni di amministrazione per poterlo fare. Ecco, Sindaco, nel mentre è arrivato un WhatsApp al 340-670-9659, ma nel caso se volete telefonare 0292947222, secondo voi, quando Salvini ha detto zecche rosse, condivido il pensiero, non è stato troppo pesante allontanando l'elettore di centrosinistra deluso che però si è sentito minacciato? Così, un pensiero che mi sta crescendo in testa, dice questo nostro ascoltatore o ascoltatrice. Secondo me no, perché in realtà noi dobbiamo comunque tenere la linea su tutto, quindi in realtà subiamo tanti altri attacchi politici dalla sinistra con parole molto più pesanti, perché se da una parte parliamo di zecche rosse, dall'altra ci danno dei fascisti come mangiare le patatine, quindi equivale esattamente allo stesso peso offensivo. Stiamo comunque parlando, come dicevi tu prima, di una parte dell'elettorato di sinistra che comunque non cambierebbe mai idea. Quindi concludo, che poi c'è la telefonata. Prego. Quindi comunque sia parliamo di un elettorato su cui non c'era speranza, ecco, quando si parla appunto di zecche rosse o comunque di elettorato puramente di sinistra. Abbiamo una chiamata, pronto? Chi è là? Antonino Pier da Rimini Riccione, sono modenese. Grandissimo Pier, immenso Pier. Ben trovato, adesso abbiamo veramente sia l'Emilia che la Romagna. Prego Pier, dici stiamo tutto. soffrendo come delle bestie. Ascolta, saluto intanto la giovane sindaco della Pennina modenese. Ci vorrebbero tanti sindaci come lei. Purtroppo c'è un grosso problema. Qui in Romagna si chiama l'ignoranza, ok? C'è molto ignorantaggio, no? Anzi i nostri ottimi comici come Cevoli e altri parlano dell'ignorantezza. Tu però vi ho mandato un dato che vi aiuta. Allora,
facciamo una foto velocissima della Romagna. Allora, Ravenna ha Di Pascale, che è stato un sindaco da poco, se vuoi la mia opinione, sì. Però sai, lui è un dipendente della Coop distaccato, insomma ci ha fatto la sua figurina, no? Nelle zone allagate del Ravennate, che sono assieme a Bologna le zone che sono state colpite di più, molta gente crede alla farlocca che il governo non ha stanziato i soldi. Hai provato a spiegarlo, no? Ma nelle pianure d'intorno ancora c'è qualcuno che è convinto che è colpa del governo, no? E lì la spuntano, non passano però nel Riminese, i dati non sono ancora finiti perché sicuramente li supereremo come sempre, e hanno la loro forte nel Cesenate ma non a Forlì, ok? Sì. Il quadro vedrai che viene fuori. A Ferrara, come dicevi tu, nel Ferrara, Comacchio e dintorni perdono a Parma e a Piacenza, se la spuntano a Reggio Modena, ma il grande problema, il grande nodo di tutto questo è Bologna, che tra l'altro, guarda bene i voti, è la città dove si è votato di più, tra l'altro Bologna e Ravenna, guarda caso, quindi se De Pascale viene eletto soprattutto con i voti di Bologna e Ravenna. Attenzione poi, noi non scorporiamo da quel dato la disfatta del 5 Stelle, e dobbiamo tener conto agli estremisti, cioè quelli della Salis, che in questa regione si sono sviluppati tantissimo e che non sono voti del PD, ma votano il comunista, fra virgolette, Di Pascale, perché all'ultimo momento, mi conferma anche il sindaco, penso, quando loro non sanno più cosa dire, iniziano a dare dei fascisti a tutti. E quindi ha ragione quando dice che coloro i quali non si sono recati il voto avrebbero dovuto scegliere l'alternativa era Laugolini e dintorni, e non ce l'hanno fatta perché hanno paura di votare i fascisti. Finisco, ricordati una cosa, che qui io non c'ero, ma racconti dei genitori e dei nonni, erano tutti fascisti, tutti. Il giorno dopo che erano fascisti sono diventati comunisti, quindi voglio dire, hanno paura del fascismo. Chi ha ereditato i fascisti, perché questa terra è la terra che ha dato l'origine al fascismo, ma è la terra che dà anche la forza al comunismo. Quindi sono domande a cui non sappiamo noi democratici dare una risposta, evidentemente. Grazie. Ciao Antonino. Ciao Pier, ti posso dire che gli americani sbarcarono in Sicilia il 10 luglio del 43. La mattina dell'11 luglio fascisti in Sicilia non ce n'erano più, per cui, come vedi, tutto il mondo è paese. C'è un'altra telefonata, sindaco, però mi sembra un'analisi molto interessante. Prendiamo l'altra telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Ehi. Ciao Danna, complimenti al sindaco che è rimasta come l'ultimo giapponese ormai lì a combattere in Emilia Romagna. Quindi cerchiamo di farci onore, ma è dura. Dai Mario. Se ricorda, no? Quel giapponese 30 anni alla fine della guerra, non si vedeva che era finita la guerra, è dovuto venire un funzionario del governo del Giappone e dichiarargli la capitolazione, quindi quella è una terra irrecuperabile, io penso. Io ho fatto una decina di telefonate sull'Emilia Romagna, io penso che sia una regione irrecuperabile. Per carità di Dio, tutto finisce nella vita e nelle cose umane, come diceva Falcone della mafia. La mafia è un evento umano e finisce, e finirà anche un giorno anche in Emilia Romagna, non lo so, fra 20-30 anni, nuove generazioni, perché tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Finché ci saranno quella gente lì del contrordine compagni di guareschiana memoria, dei Trinariciuti, siamo tutti comunisti, vero, votiamo per i comunisti, e cos'è? Praticamente ho detto, è come se il partito dice che gli asini volano, loro volano, non hanno capacità di critica, di analisi, di ragionamento, anche se praticamente l'Emilia Romagna affonda nell'acqua, volevo dire all'onorevole, va bene? Allora, anche sotto 70 metri, loro, e poi hanno la pretesa, e poi concludo con l'Umbria, di chiedere i soldi con il governo ci deve dare, ma come i tuoi amministratori fanno sto casino e il bieco governo fascista ti dovrebbe anche dare i soldi per risollevarti dopo che tu non pulisci gli argini dei fiumi, non fai le vasche di laminazione?
E poi siamo sempre più buoni, l'amministrazione dell'Emilia Romagna, gli asili ce li vengono a studiare dall'America. Lei si ricorda tutte queste vanterie? Almeno lo chiedesse con un po' di umiltà questi soldi. E poi chiudo dicendo una cosa qui, parlo a cognizione di causa sull'Umbria, io ce l'ho a 20 km l'Umbria. Ricordiamoci di questi signori della Chiesa Cattolica. Essere credente non vuol dire credere nelle gerarchie ecclesiastiche. Quando faremo l'8 per 1000, perché qui la parola d'ordine è stata a tutti i lei questa qua è di Assisi, va bene, tutti i preti, monache, monasteri e fraticelli, va bene, hanno votato per lei, va bene, questa baciapile, va bene. Ce ne ricorderemo quando dobbiamo fare la rendicontazione dell'8 per 1000 e soprattutto chiedi di 4 miliardi di IMU arretrata alla Chiesa Cattolica con tutti i suoi. Questo governo deve essere spietato, perché quello che è successo in Umbria, caro Danna, è una cosa vergognosa. Preti, monache, frati, parrocchie mobilitate, e quella ha fatto la differenza, perché quella del PD ha vinto per un punto e mezzo. Se ne ricordino gli elettori di centrodestra che si dicono cattolici. Queste sono le mie considerazioni, volevo sapere anche un parere dell'onorevole. Grazie. Sindaco, allora qui ci sono due analisi. Uno, da un lato il buon Pier, che sostanzialmente dice vabbè, noi abbiamo votato perché siamo incazzati per l'alluvione, gli altri votano perché sostanzialmente ormai questo assetto di poteri esiste da 80 anni e di conseguenza quello è. E quindi credo che porta acqua al suo mulino. Dall'altro lato c'è Mario D'Arieti che dice no, guardate che per quanto riguarda invece l'Umbria, da un lato l'Emilia Romagna ha gente che evidentemente ama il fatto che non si facciano le vasche di laminazione, non si dia cura per esempio al letto dei fiumi. Lei ne ha uno nel suo territorio che ha dato problemi e non da poco, tra l'altro. Scherzavamo l'ultima volta dicendo ma posso venire a fare legna nel letto del fiume? Dice sì, per me, io mi giro dall'altro lato, ma la legge dice di no, non si può. L'altro fatto è, per quanto riguarda invece l'Umbria, lui addirittura dice vabbè, oltre alla contrapposizione politica c'è stato questo momento che sembra uscito da una pagina veramente di Guareschi, con i preti e le monache che vanno a fare campagna elettorale a favore della candidata del centro-sinistra. Possibile che qui siamo arrivati, ci diciamo che siamo un paese laico, un paese dove c'è libertà di tutti i tipi, libertà sessuale, libertà di questo e di quello, però come non è, ci sono ancora i preti che come nel 48 dicono se non votate la DC andate all'inferno, o nel 1960 se andate a guardare la Dolce Vita andate all'inferno, oppure vi dicono se votate quelli di centrodestra tornano i fascisti. È mai possibile un cortocircuito storico del genere? Purtroppo i risultati parlano di questo, tutto incide, perché dobbiamo ricordare che una parte anche dei nostri cittadini hanno una certa volubilità, quindi non è che hanno un'appartenenza politica ben delineata, quindi c'è sempre una percentuale di cittadini che vota in funzione dell'onda del momento oppure del mondo a cui appartiene. Quindi quando iniziano ad esserci tutta una serie di influenze di questo tipo, l'ago della bilancia, se siamo lì scatta da una parte o scatta dall'altra. Certo. Purtroppo, ribadisco, anche nella scelta dei candidati si dovrebbe tener conto anche del fatto che, per esempio, in Emilia-Romagna noi uscivamo tra virgolette, dal candidato che era lo stereotipo del superuomo a presentare anche noi un candidato che in realtà è un candidato che è risultato anche poco di polso. Quindi dove un'Emilia-Romagna vuole vedersi governata da qualcuno che ha polso, qualcuno che da un punto di vista proprio anche visivo è più vicino all'ideale del centrodestra che del centrosinistra. Quindi da parte nostra forse ci voleva maggiore attenzione di andare a contrapporre anche un candidato forte, ma anche
nella comunicazione. Quindi quando mi vengono a dire ma il termine zecche rosse era troppo pesante, ma forse non avevamo bisogno di qualcuno che fosse molto più incisivo, mettere in evidenza, tra virgolette, tutte le porcate che ci sono in Emilia-Romagna che potrebbero andare meglio. Guardiamo alla sanità, non solo alla parte ambientale, agli aspetti ambientali, al dissesto idrogeologico. Noi abbiamo tante tematiche rispetto al quale anche i nostri elettori vogliono una maggiore incisività. Quindi io spero che da qui in avanti tutti i nostri consiglieri che saranno nominati a livello di centrodestra portino avanti proprio una politica più incisiva, anche più forte, soprattutto i nostri territori di montagna, ma non solo, anche tutti quelli che stanno sull'asse della Via Emilia hanno proprio bisogno di uno scossone. Quindi se non lo capiscono vedendo il disservizio, bisogna che glielo facciamo capire anche con parole forti, perché in realtà è questo, dobbiamo far sentire la nostra voce anche imponendoci, e non sempre con linguaggi soft, ma quando ce n'è bisogno. 10 secondi di pausa e torniamo subito. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, alle 19, 1 minuto e 30 secondi, io intanto voglio ringraziare Simona Magnani, sindaco di Polinago in provincia di Modena. Sindaco, io ho abusato anche troppo del suo tempo, però chiudiamo questa nostra intervista con 2 cose. La prima, al momento voi come siete messi? Ve li hanno dati i soldi? Sono arrivati i risarcimenti? Che cosa succede a Polinago? Da dove appunto l'acqua da su va verso giù e poi crea i casini quando piove? La seconda cosa è questa, per usare le parole di Guccini: tra la via Emilia e il West che cosa c'è di mezzo? Allora, prima domanda è molto semplice. Gli eventi di giugno del 2023 che sono stati seguiti dalla struttura commissariale sono stati tutti interamente coperti e hanno creato, secondo me, un modello di gestione anche nell'erogazione dei fondi, non dico perfetta, ma quasi, perché sta funzionando. E quindi secondo dei cronoprogrammi che ci siamo dati noi vengono attivati vari progetti, perché ovviamente non si può fare tutto subito, anche perché stiamo parlando di interventi pesanti, però la struttura commissariale sta elargendo tutto nei tempi e nei modi prestabiliti e stiamo chiudendo un sacco di lavori. Alluvione del 2024, quindi giugno 2024, nonché eventi di ottobre del 2024, e siamo in ritardo, quindi tutto quello che è gestito a livello di regione Emilia-Romagna è tutto ritardato, anche per effetto sicuramente di Bonaccini che è andato in Europa. Abbiamo ancora delle situazioni aperte, dobbiamo ancora intervenire con gli interventi di ripristino, dobbiamo ancora attivare addirittura la progettazione, perché non sappiamo se questi soldi effettivamente ci arriveranno per le sistemazioni definitive. Abbiamo avuto la copertura di una parte delle somme urgenze, quindi degli interventi che vengono fatti subito in emergenza per ridare accesso per esempio alle abitazioni isolate. Però gli interventi veri e propri di ripristino di tutti gli attraversamenti, dei ponti ammalorati, del torrente che è sovralluvionato, ancora quello lo dobbiamo affrontare. Quindi speriamo al più presto che effettivamente queste risorse arrivino, perché altrimenti ci ripresentiamo la primavera e iniziamo l'inverno quest'anno già con una situazione idrogeologica che è critica, quindi partiamo con un piede zoppo. La seconda domanda ho perso. Cosa c'è tra la via Emilia e il West? Tra la via Emilia e il West praticamente sembra che ci sia il nulla, perché è tutto sulla via Emilia. Noi che siamo il West della montagna rimaniamo spesso con un pugno di mosche per quanto riguarda
i servizi, quindi noi ci riteniamo il West dell'Emilia Romagna, ma siamo particolarmente abbandonati soprattutto sui servizi sanitari, come il pendolarismo sanitario. Noi per fare qualunque visita dobbiamo fare 40 chilometri per partorire, si spera sempre ci si incrocia le dita che non nevichi. Quindi sì, veramente poi noi montanari ci tiriamo sulle maniche e via, ci adattiamo perché amiamo il posto in cui siamo nati e veramente diamo di tutto per quello che è casa nostra. Però da avere una via Emilia come Las Vegas a una riserva indiana quasi, ce ne passa. C'è una bella differenza, C'è una bella differenza. Purtroppo se i cittadini continuano a votare in questo modo, questo divario forse verrà amplificato, anche perché alla fine è quasi giustificato da parte del governo di sinistra continuare con queste politiche di accentralismo e di allontanamento dalle periferie. E meglio non si poteva dire. Sindaco, buon lavoro, al piacere di risentirci presto. Grazie mille, buona serata a tutti gli ascoltatori. Anzi, se la strada funziona, prima o poi faremo una puntata da lì. Assolutamente, vi aspetto, vista Cimone, vista Monte Cimone, innevato, speriamo, però così sulle piste può nevicare, da noi no. Portiamo un po' di economia agli operatori della montagna. Sempre meglio di niente. Grazie ancora, buona serata. Buona serata, buon proseguimento. Grazie. E adesso allora la domanda che cosa c'è tra la via Emilia e il West la poniamo a Jacopo Morrone, che è deputato nonché segretario della Lega per l'Emilia. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, tra la via Emilia e il West che cosa c'è stasera, oltre al soffitto di cristallo che non si è rotto? C'è un sistema di potere radicato, fortissimo, che ancora una volta vince dopo a questo punto 59 anni ininterrotto di governo di sinistra, perché a questo punto prima si chiamavano Partito Comunista, poi Democratici di Sinistra, adesso per Democratici, quindi avremo 59 anni di governo dalla stessa parte. Purtroppo non è una terra che rimane chiusa in se stessa, però vorrei verificare quelli che sono i numeri, vorrei vedere, perché innanzitutto il dato più sconcertante è quanti non sono andati a votare, e vorrei capire anche quanti voti ha perso anche la sinistra, perché poi noi guardiamo le percentuali ma non andiamo a verificare quelli che sono i voti assoluti, quindi presto per tirare conclusioni. Leggo così anche in maniera critica quelli che sono le prime dichiarazioni degli esponenti di sinistra, della Schlein, di Bonaccini, che sembrano quasi voler far passare questa vittoria come una vittoria storica. Ricordo che stanno vincendo ininterrottamente e che forse 5 anni fa con un candidato Lega è per la prima volta che è stata la possibilità di metterli veramente in difficoltà. Quindi non guarderei più approfonditamente le cose, guarderei più nel particolare, voglio vedere i voti assoluti, provincia per provincia, c'è tanto da vedere, però ecco, le dichiarazioni di unità, compattezza mi fa sembrare proprio qualcosa che non sia unito e compatto. Non hanno vinto nulla, continuano ad amministrare quello che hanno sempre amministrato, lo amministreranno così come hanno sempre fatto, hanno una forza mediatica superiore alla nostra, tant'è vero che l'alluvione, e io lo ripeto e lo dico ogni volta, dove purtroppo tante famiglie sono andate sott'acqua, e la causa molto probabilmente è i non lavori effettuati, la non manutenzione dell'albero dei fiumi, eccetera, 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 ma la loro forza mediatica sono stati capaci di riversare addirittura eventuali pseudo responsabilità sul governo che di responsabilità non ne aveva, almeno in questo caso, oppure di rimandare tutto al cambiamento climatico. Insomma, chiacchiere su chiacchiere. Noi non molleremo, continueremo la nostra battaglia, in particolare noi come Lega faremo opposizione, perché dai numeri, dai dati penso che ormai sia questo il risultato definitivo, però avrei piacere di risentirvi nei prossimi giorni, una volta che abbiamo valutato attentamente i numeri, perché ripeto, secondo me sono tanti voti persi dalla sinistra in questa elezione.
e quindi questo è significativo. Poi loro che sono più capaci a portare la gente a votare, i nostri facciano un pochino più fatica, questi ormai sono problemi cronici che dobbiamo capire anche noi come fare a risolverli, non lo metto in dubbio, quindi per carità. Però ecco, non guardiamo solo le percentuali, andiamo a verificare adesso nei prossimi giorni cosa è realmente accaduto. Onorevole, al 340-670-9659 scrive il nostro ascoltatore Maurizio, dice: ricordiamoci che per le elezioni regionali l'operazione è semplice, compagni, non voltateci le spalle a noi PD nonostante l'alluvione, l'insicurezza e tante chiacchiere a vuoto, perché dobbiamo fermare i fascisti, perciò compatti, i soliti compagni si compattano sino al ricambio generazionale dietro un falso ma comodo pretesto decrepito. Sveglia compagni, fate lavorare la mente, a casa una classe decotta. Ma è mai possibile che davvero hanno avuto paura delle 300 camicie nere evocate dal sindaco di Bologna? Ma no, guardi, quando non ci sono argomenti si porta sempre alla storia, ormai dimenticata, sicuramente soprattutto ai più giovani, quindi la storia, poi camicie nere, c'è un governo che ha un buon consenso, anzi un ottimo consenso, le camicie nere, cioè cose che non esistono più, quando si va addirittura a vedere che uno è un corteo organizzato e autorizzato, dall'altra parte c'erano invece facinorosi centri sociali che dall'altra parte sono così creati ad hoc per creare tensioni sociali, confusione, soprattutto nella Rossa Bologna, e quindi guardi, per me tante sono chiacchiere veramente, solo che utilizzano questa propaganda, ma noi ne abbiamo messi di tutti i colori. In Emilia Romagna è il cuore del Partito Comunista, della sinistra. Abbiamo visto creare le sardine dall'oggi al domani. Chi veramente di questo territorio mi creda, io sono un parlamentare, mi confronto spesso con anche i miei colleghi lombardi, veneti, ma anche campani, calabresi, siciliani. Non avete idea di cosa sia la sinistra in questo territorio, del sistema di potere così arrugginito, così forte, così potente, da poter decidere qualsiasi cosa. Quindi mi creda, è qualcosa di complesso, qualcosa di articolato, c'è il cuore qui, ecco. Dovremmo secondo me provare con una vera e propria strategia, che deve partire naturalmente dal governo e partire dai vari leader nazionali, per cercare veramente di provare a cambiare questo territorio così complesso, così difficile, dove loro sono purtroppo così ben radicati. Però ripeto, andiamo a vedere i numeri, perché vi accorgerete che hanno perso tanti elettori, e le prime dichiarazioni del PD, andatele a vedere in modo critico, quando parlo di unità, di compattezza, in verità è la divisione che c'è al loro interno. L'anima di sinistra più radicale, l'anima di sinistra più estremista sta prendendo forza, scattando quella che è l'anima più democratica. È un PD che ha vinto, ma ha vinto una parte di estrema sinistra, quindi c'è tanto da poter lavorare, da poter fare per la prossima volta sicuramente. Certamente. Senta, un'ultima cosa. Guardando un po' i dati si vede che per quanto riguarda la montagna, parlavamo prima con la sindachessa di Polinago, Simona Magnani, la montagna che ha subito i danni delle alluvioni, oppure la zona della Riviera che ha subito i danni dell'alluvione. Ecco, lì si è votato in massa centrodestra, addirittura ci sono stacchi di 20 punti percentuali per il centrodestra. Mentre invece il resto della regione vota tranquillamente centrosinistra. La sindachessa faceva questa analisi, dice: noi che stiamo ai bordi in fondo non contiamo. E tutto quest'asse della via Emilia che è la forza trainante del PD. Ma quando è che quest'asse si spezzerà secondo lei? Ma guardi, i piccoli centri e nei comuni montani, il centrodestra, ma parlo anche noi come Lega in particolare, siamo molto ben radicati, quindi se andiamo a vedere i comuni dove ci sono sindaci civici, sindaci della Lega, dove c'è una realtà completamente differente. I grandi centri purtroppo sono in mano alle sinistre, al loro sistema di potere, è molto più difficile cambiarli, modificarli. Si pensa anche a una banale campagna elettorale dove c'è un investimento da parte di chi corre. Pensare a un investimento in un comune di 200-300.000 abitanti, 100.000 abitanti è sicuramente più difficile, più complesso, più oneroso. I piccoli centri è molto più semplice da questo punto di vista. Quindi si pensi che una delle più grandi vittorie a livello nazionale, a livello italiano contro la sinistra abbiamo fatto a Forlì.
dove abbiamo vinto prima volta a un ballottaggio e l'ultima volta abbiamo vinto addirittura al primo turno, ma perché c'è un lavoro, siamo riusciti a impegnarci in un certo modo. È ovvio che le campagne elettorali, quando hai dietro un sistema di potere, parlo delle sinistre, è anche più semplice così sovvenzionarle. Dall'altra parte noi a volte stiamo a combattere con gli stuzzicadenti contro quelli che hanno i bazooka, quindi non è mai semplice, però ecco, i nostri valori, i nostri principi industriali ci fanno credere che siamo dalla parte giusta, quindi continueremo a testa alta, non svendendoci e non assolutamente cercando di cercare scorciatoie o altro. Noi terremo quello che sarà, noi saremo, adesso non so quanti saranno in voti assoluti, guardavo prima alcuni dati, siamo per uno scrutinio parziale, siamo già oltre 500.000 voti, quindi noi abbiamo oltre 500.000 persone più da rappresentare, arriveremo molto più in alto. Dall'altra parte chi ha vinto magari ha vinto con 150.000, 200.000 voti in più, ok, avrà qualcuno in più, però noi dobbiamo tener conto che abbiamo comunque un popolo, un elettorato da rappresentare, quindi dobbiamo tenere fede a quella che è la nostra linea, quello che sono i nostri, appunto, come dicevo, principi e valori. Certamente. Senta, abbiamo avuto la Liguria con la vittoria del centrodestra, l'Emilia Romagna resta al centrosinistra, l'Umbria è in ballo. Dovesse vincere il centrosinistra anche in Umbria, fino a che punto potranno sentirsi rivitalizzati, potrà sentirsi il centrosinistra rivitalizzato nella versione del cosiddetto Campolargo, visto che fino alla Liguria è stato un camposanto? Guardi, sono partite dal mio punto di vista limitate, nel senso che l'Emilia Romagna governavano, governeranno e hanno governato. L'Umbria è una realtà molto molto piccola, si parla di centinaia di migliaia di voti, non stiamo parlando di grandi centri, stiamo parlando della Lombardia, del Veneto, quindi è una realtà molto limitata dove ci si mette tutti pur di vincere. Quindi io vorrei verificare fra qualche mese le giunte, il programma che dovranno mettere in campo questi neogovernatori, che si sono candidati con l'unico obiettivo, quello di battere il centrodestra, battere il governo, quindi senza alcuna assonanza, senza alcun punto in comune, ma pur di provare a spugnare quelli che sono i miei territori. Quindi secondo me i problemi arriveranno a pettine molto presto, quindi con tanta onestà non so se ci esista questo campo largo, non campo largo. Io vedo un PD diviso, spaccato, lo vediamo ogni giorno in Parlamento, lo vediamo sulle prese di posizione, sui temi etici, quindi non ho tutto questo timore, sono sincero, nel senso che secondo me la Liguria hanno fatto un ottimo lavoro in Ostica, il sindaco Bucci che è diventato governatore, per quanto riguarda Emilia Romagna il risultato probabilmente era scontato, per quanto riguarda l'Umbria sarà una manciata di voti, quindi non penso ci sia nessuna differenza, non penso possano fare opinione a livello nazionale un campo di battaglia, fra virgolette, come l'Umbria, è troppo limitato dal punto di vista. Sì, anche perché parliamo di 16-4 per il centrodestra, quindi 16 regioni su 20 per il centrodestra, credo che sia abbastanza chiaro da che parte pende la bilancia. Onorevole, avremo modo di risentirci, per il momento io la voglio ringraziare del suo tempo. Grazie a lei, arrivederci, a presto, buon saluto a tutti. Arrivederci, grazie. Lorenz, che ne dici? Mandiamo un bel pezzo di Giorgio Gabber, va, prendiamo un po' di tempo, 029294 7222, vediamo se riusciamo a sentire qualcuno all'Umbria. Vai.
A te la linea. Rieccoci, ma com'è bella la città, com'è grande la città, cantava nel 1970 Giorgio Gaber, anzi nel 1971, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. I telefoni sono aperti a redini stese 0292947222, se volete essere dei nostri. Ahimè non riusciamo a entrare in contatto con l'Umbria, pazienza, ma ce la faremo in ogni caso a dare voce a tutti voi. 340-670-9659 per i vostri WhatsApp o Zap che dir voglia. E infatti ecco qua Luca da Milano. Cominciamo anche noi a intercettare per 4 anni di fila tutti i capibastone del PD in Emilia, stile Toti, poi vediamo quanti voti perdono. Possibile che in 60 anni non ci siano malefatte? Diamoci una sveglia. Ciao Antonino, buona Padania. Luca da Milano. Ancora, se volete sapere come mai la sinistra in alcune zone del nord riesce a vincere, basta vedere come distribuiscono le prebende con soldi pubblici dei comuni e delle regioni alle varie associazioni culturali, di volontariato, parrocchie, volontari della protezione civile che sovente fanno capo a esponenti di sinistra. In altre parti d'Italia questo sistema avrebbe un nome ben definito. Finché la magistratura non accenderà un faro su questo sistema, il centrodestra, che non è capace di fare queste cose, non riuscirà a vincere. Ma io ora vi voglio fare ridere a proposito della questione di prebende e tutto quello che stavate dicendo, perché sono andato prima della trasmissione a vedere i risultati a Brescello. Brescello, lo sapete, è il paese di Don Camillo, dove sono stati girati i film. Pensate che a Brescello, ecco, il centrodestra ha perso per appena 8 voti. Cioè Ugolini Elena voti 700, ormai lo scrutinio si è concluso, sezioni 5-5, liste 5-5, quindi ormai è finita, e De Pascal ha vinto per appena 8 voti. Chissà che cosa avrebbe detto Don Camillo e il Cristo della mia coscienza, come lo chiamava Giovanni Guareschi, francamente. U-Trend nel frattempo canta già vittoria sull'Umbria, dice Stefania Proietti, centrosinistra e la nuova presidente dell'Umbria. Lo scrive sui social U-Trend, dice l'ANSA, secondo cui il suo vantaggio su T6 è incolmabile. A scrutinio ancora parziale alla candidata del centro-sinistra Proietti e Avanti, ma le sezioni scrutinate, secondo le analisi di U-Trend, dovevano essere mediamente leggermente favorevoli alla destra. Alle europee di giugno, infatti, nelle prime 215 sezioni scrutinate, il centrodestra era avanti di 4 punti, un dato superiore al più 3,1 registrato a livello regionale. In quelle stesse sezioni Proietti è avanti del 4,5%, si spiega in una nota. Al momento vi diciamo che in Umbria, per quanto riguarda lo spoglio, sono a 522 sezioni su 1000 e in particolare T6 Donatella, centrodestra, insegue 71.282 voti e 45,75% contro Proietti Stefania, che naturalmente è in testa, centrosinistra, voti 80.292 pari al 51,33%. Insomma, 6% di stacco è una vittoria netta, però, ripeto, 520 ancora c'è da vedere. Allora, cosa c'è qua? La Meloni sta sbagliando se perde le elezioni. Esempio, la promessa di dare ancora soldi, concedere altre armi coi soldi agli italiani a quel Zelensky che è troppo affettuosa quando lo vede, e poi difende anche l'altro premier israeliano che sta facendo tabula rasa a Gaza, Libano, e non si ferma per trattare e riprendere i prigionieri israeliani, trucidando donne inermi con i loro figli e bambini. Troppo facile ridurla così. Abbiamo una telefonata, pronto? Chi è là? Niente, io mi chiamo Max, chiamo da Veneto. Ben trovato. Sì, ben trovato. Dunque, volevo dire una cosa. Io dall'inizio della legislatura sto dicendo che abbiamo lasciato la televisione in mano alla sinistra, noi abbiamo rinnovato la RAI e ci bombardano dalla mattina alla sera su Rai News 24 ore al giorno, la 7 24 ore al giorno, Rai 3 24 ore al giorno, e inoltre adesso anche Canale 5 e Rete 4, c'è la Berlinguer, c'è la Merlino,
Praticamente noi abbiamo vinto le elezioni, ma la televisione ce l'hanno in mano loro. Io queste cose qua non le ho mai viste. Sai quanto tempo ci hanno messo loro col governo Conte 2 a fare le nomine RAI? Ci hanno messo 3 giorni, va bene? Noi dopo 2 anni, perché abbiamo paura che qualcuno intervenga, Bacchetti, noi abbiamo il diritto di avere una RAI equidistante, non possiamo avere delle reti pagate da tutti in cui ti bombardano dalla mattina alla sera 24 ore su 24. Praticamente noi non abbiamo spazio televisivo, non ce l'abbiamo lo spazio televisivo, perché vabbè, a parte del Debbio e altre 2 o 3, ma sugli altri canali hanno in mano tutto loro, alla 7 ti bombardano dalla mattina alla sera, cioè non c'è una Fox in Italia, una TV di destra, non c'è niente. Ma dove pensiamo ad andare messi così che c'hanno in mano tutto loro? Guarda, la tua è un'analisi che non fa una piega. Ti dirò di più. È strano questo fatto che quando va il centrodestra al potere c'è sempre questa paura di fare le nomine, questa paura. Io sento parlare di Telemeloni, ma Telemeloni cosa? Mi pare che le solite facce, le solite idee siano sempre al solito posto e stiano sempre a pontificare delle solite cose. Per cui voglio dire, hai pienamente ragione. Aggiungerei anche un'altra cosa. Forse sarebbe ora di rendere la RAI una cosa seria, togliendo la pubblicità e dandole una missione che è di carattere culturale, informativo e ricreativo fino a un certo punto, perché non ha senso che la RAI debba inseguire l'Auditel a differenza della TV commerciale. La TV commerciale è libera di fare anche i programmi più trash di questo mondo, per carità, ma alla RAI questo non serve perché paghiamo tutti quanti il canone. Quindi niente pubblicità, niente programmi trash. Dice, ma la prima serata ha fatto 300.000 spettatori. Non è compito della RAI inseguire l'Auditel, visto che è pagata col canone di tutti. Altrimenti toglimi il canone, benissimo, però a quel punto devi avere anche una compartimentazione. Fai una rete che è soltanto pubblicità e trash, una rete di intrattenimento, una rete culturale, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro però che, come tu giustamente sottolinei, sì, è vero, la televisione di Stato, ahimè, è stata oggetto di un assalto alla diligenza da parte del centrosinistra e gli effetti mi sembra che perdurino ancora. Basta accendere i canali della radio-televisione di Stato e uno si rende conto da che parte pencola chi rispetto a chi altro. 19, 29 minuti e 50 secondi, noi andiamo in pausa e ci sentiamo la Danish National Symphony Orchestra, il tema di 007 1962-2020 e poi torniamo ancora a telefoni aperti 0292947222 oppure 340 670 9659 per i vostri WhatsApp. A tra poco.
A te la linea. Il mio nome è Danna, Antonino Danna. Scusate, almeno una volta nella vita dovevo farlo, era tra le 100 cose da fare prima di morire. Le 19:34 e 10 secondi di oggi, lunedì 18 novembre, l'anno del Signore 2024, sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, ricapitolando questa tornata elettorale. Per quanto riguarda le elezioni regionali, De Pascale ha vinto in Emilia-Romagna. Il candidato del Campolargo, scrive l'ADN Cronos, è molto avanti sulla candidata di centrodestra che mette la sconfitta. La Schlein, bellissima vittoria in Umbria, l'uscente Donatella Tesei sfida Stefania Proietti, affluenza in netto calo in entrambe le regioni. Lorenz, senti, mi è appena arrivato da Pierluigi Magnaschi un diritto e rovescio sull'affluenza in calo sia in Emilia Romagna che in come si dice, che in Umbria, per cui io adesso te lo giro sulla zappa, sentiamo anche la sua opinione per quanto riguarda questa tornata elettorale. Abbiamo ancora una decina di minuti di trasmissione. Vi ricordo sempre che incrociamo allo 029294 7222 se volete telefonarci, oppure 340 670 9659. Ecco qua, Lorenz, acchiappa qui sulla zappa della radio, ti ho mandato il video, vedi un attimo se ti è arrivato e lo possiamo mandare direttamente in onda per Luigi Magnaschi con diritto e rovescio. Vediamo un po' che cosa ne pensa lui di questa affluenza in calo. Eccoci qua. Grande allarme allora, per l'ulteriore diminuzione della percentuale dei votanti nelle ultime elezioni regionali. I leader politici e i commentatori si stracciano le vesti dall'indignazione ricordando i, secondo loro, beati tempi andati in cui i votanti erano più numerosi. Ma negli anni 50 i votanti erano tanti non solo perché la contrapposizione politica era più forte, ma soprattutto perché i votanti erano dei greggi manovrati dalla struttura comunista e da quella ecclesiastica che trascinavano nelle urne anche i moribondi. Inoltre, sempre allora vigeva una legge per cui i non votanti venivano segnalati nel casellario giudiziario, paradossalmente puniti per non aver voluto esercitare un diritto. La conclusione? C'è più sensibilità politica oggi che votano in pochi che non un tempo quando votavano in tanti. C'è più sensibilità politica oggi che votano in pochi che non un tempo in cui votavano in tanti. La cosa probabilmente è vera a livello nazionale, a livello regionale, però quella immagine evocata da Pierluigi Magnaschi nel suo diritto e rovescio, quella appunto delle greggi che andavano a votare effettivamente, se pensiamo anche appunto alla polemica che c'è stata in Umbria sull'endorsement, chiamiamolo così, da parte della gerarchia ecclesiastica locale nei confronti della candidata del centrosinistra. Poi ovviamente, no, ma noi non c'entriamo niente, non abbiamo fatto niente. Quella negare che ci sia una chiesa che fa politica in questo paese credo significhi avere le fette di prosciutto davanti agli occhi, e mi pare che i dati siano abbastanza, diciamo, i segnali ci siano abbastanza tutti. Allora, si sono fatte le 19:38 minuti e 13 secondi, 029294 7222 se volete telefonare, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso il WhatsApp o la zappa che dir vogliasi. Vi dicevo, ricapitolando questa serata, secondo l'ADN Cronos, in Emilia Romagna il candidato del centrosinistra Michele De Pascale ha già rivendicato a Spoglia, ancora in corso, la netta vittoria. Vorrei ringraziare tantissimi emiliano romagnoli che con queste elezioni
hanno mandato un messaggio molto chiaro rispetto alla nostra regione, il commento al comitato elettorale dove era presente anche Elly Schlein. Aspettiamo il complessivo dei risultati, ma tutti i dati che ci arrivano da tutta l'Emilia Romagna sono molto positivi, ha aggiunto, sottolineando 3 elementi molto forti di questa terra. Questa è una terra che ha valori fortissimi, si sono visti anche in questa tornata elettorale e penso che siamo stati capaci di interpretarli. Dall'altro un orgoglio molto forte che questa terra sente per ciò che è stata capace di costruire anche in questi 5 anni difficilissimi. Terzo elemento, una fiducia rispetto a una politica che è quella che ha ispirato la nostra campagna elettorale, una campagna elettorale onesta nell'identificare i problemi e nel proporre soluzioni e mai arrogante. Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante, quella di Michele De Pascale, il primo commento a caldo della segretaria PD Elly Schlein. De Pascale, scrive ancora la DN Cronos, sarà un grande presidente della regione Emilia, ha aggiunto Schlein, prima di ringraziare il candidato per la passione, la competenza, la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale. E ancora, dai risultati che si vanno profilando e che stiamo continuando a seguire, si profila un dato straordinario per il PD. Questo conferma la responsabilità che ci sentiamo come perno di costruzione dell'alternativa a queste destre. Andiamo anche al comitato elettorale di Elena Ugolini, che era la candidata appunto del centrodestra. Lei ha detto: ho appena chiamato De Pascale, gli ho fatto i miei complimenti perché la sua vittoria è decisa e schiacciante, ha detto la Ugolini. Per i prossimi 5 anni guiderà la nostra regione come presidente. A lui ho chiesto collaborazione, ho chiesto di lavorare per riconquistare il più grande partito che c'è in questa regione, che è il partito che ha deciso di non andare a votare, perché questo è un dato certo. Pronto, chi è là? Sì, siamo qua. Allora, ciao Antonello. Buonasera intanto, buon lavoro e buone vacanze. Grazie, ben trovato. Vacanze no per ora, dimmi tutto. No, con questo cambiamento di vento elettorale dovrei fare vacanze, no? Ora, senti un po', ti volevo dire una cosa, ma il 44%, sì. Si stanno facendo delle feste, degli stappi di bottiglie di prosecco di chissà quale vino emiliano romagnolo, per Bellambrusco, aver ricevuto una parte della fiducia del 44% degli elettori. Ma questi sono proprio caduti in basso. E guarda, io te lo dico sinceramente da Veneto, a questo punto ai romagnoli e agli emiliani dico: volete continuare a rimanere nel fango? Restateci ben dentro nel fango, continuate a sguazzare nel fango e sarete sempre più contenti. Ecco, questo è il mio augurio che rivolgo ai cari emiliano-romagnoli. Ciao Antonino, buona giornata. Grazie a te. Vabbè, io naturalmente non rivolgo affatto questo augurio, semplicemente il popolo si esprime, quando si esprime vota. Osservo però, e questo lo ha detto bene credo la sindachessa Magnani, la sindachessa di Polignago, che evidentemente c'è il cosiddetto asse della via Emilia, questi 80 anni di potere, è chiaro che alla fine lasciano il loro, come possiamo dire, il loro segno. Ci vuole pazienza, ci vuole calma, ci vuole determinazione. Tu stesso dici solo 44%, appunto. Vuol dire che domani magari non si romperà tutto il soffitto di cristallo, ma domani magari verranno le prime crepe e magari dopodomani il soffitto si romperà. Quindi non bisogna avere disperazione, soprattutto è inutile che stiamo a fare discussioni di auguri, non auguri. Il popolo è sovrano, il popolo decide, il popolo ha deciso, ahimè, in questo senso, però, come tu osservavi, sono delle decisioni che arrivano sulla base di una base elettorale che si restringe sempre di più. E questo qualcosa vuol dire. Vuol dire che c'è uno spazio che il centrodestra può costruire, ci vorrà tempo, ci vorrà determinazione, non è una cosa facile, ma si può fare. E questo è importante. Cioè, sai, io la penso sempre come Reagan. Quando uno entra in una stanza, lui diceva, esistono 2 tipi di
di persone, quelle che entrano nella stanza, vedono la cacca di cavallo per terra e dicono che schifo, c'è puzza, ed escono. E poi ci sono quelli come lui che entravano e dicevano ehi, c'è un pony qua dentro. Ecco, magari c'è pure in Emilia-Romagna il pony, io dico di sì. Allora, alle 19:44 minuti e 4 secondi, per quanto riguarda l'Umbria, vi dicevo, in Umbria si va verso la vittoria del centrosinistra. Aspettiamo dati più consolidati, per adesso sembrerebbe di sì. Così all'ADN Cronos Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell'Interno e coordinatore di Fratelli d'Italia in Umbria, commentando i dati delle regionali. Fino a qualche mese fa l'Umbria non veniva data tra le regioni favoritissime per il centrodestra. Dopodiché aspettiamo una percentuale intorno al 30% del campione per vedere se il divario si accorcia, aumenta o rimane stabile. Prosegue Prisco. Vi diamo i dati di Eligendo. Eligendo in questo momento ci dice che, e ci avviamo quindi alla conclusione di questa puntata elettorale di Zoom, ci dice che 585 sezioni scrutinate su 1000 in Umbria, Stefania Proietti è in testa, 92.997 voti, pari al 51,68%, mentre Donatella Tesei insegue a 81.976, pari al 45,56%. Un'ultima zappa, vediamo un po', al 340-670-9659, i riminesi che hanno votato De Pascale, quindi il nuovo governatore dell'Emilia Romagna, lo sanno che ha gestito lui la nostra sanità favorendo Ravenna, togliendo a Rimini? C'è anche da dire che a Rimini non è stato fatto granché dal centrodestra, purtroppo me l'immaginavo il risultato. Guai a loro se si lamentano adesso. Con questo noi concludiamo la nostra trasmissione, ci salutiamo con Antonello Venditti, Ricordati di me, gran pezzo del 1988, appuntamento domani sulle magiche onde di Radio Libertà alle 18:05 trattabili, se vorrete alle 20, aria fritta, implacabile come sempre. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.